Un gruppo di cittadini ed estimatori del giudice Rosario Livatino ha inviato una lettera al cardinal Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, chiedendo rassicurazioni in merito alla possibilità che le spoglie del magistrato ucciso dalla mafia vengano traslate fuori dalla sua città natale e di residenza. Il gruppo, formato da ex compagni di scuola, concittadini ed amici del magistrato ucciso il 21 settembre 1990 alle porte di Agrigento, ha saputo da fonti vicine ed interne alla curia dell'ipotesi, che sarebbe in fase avanzata, di traslare forse in cattedrale la salma di Rosario Livatino, il cui processo di beatificazione approdato a Roma nel 2018 sarebbe alle battute finali. Gli autori della lettera inviata al cardinal Montenegro via email si dicono profondamente contrari all'ipotesi, la cui realizzazione tradirebbe la volontà di Rosario di vivere e restare a Canicattì. Anche il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, prende posizione su quelle che al momento potrebbero essere voci. Rosario Livatino, dice, rappresenta un pezzo illustre della nostra storia, della nostra città, e per questo deve restare qui con tutto il suo patrimonio di idee, esempi e valori. Piuttosto, conclude il primo cittadino, cercheremo di impegnarci per far sì che la testimonianza sia quotidiana.